Eccoci qui, buon pomeriggio da Marcello Bulgarelli in extremis. Ci siamo riusciti a collegarci in diretta con l'Ateneo di San Sadurní d'Anoia per la seconda partita della nazionale italiana. Abbiamo avuto qualche problema tecnico che assieme al service della Federazione Spagnola siamo riusciti a risolvere giusto in tempo per l'inizio della gara. Io spero che tutto funzioni correttamente. Andiamo a vedere subito le formazioni. Cominciamo con la Germania, con il numero 1 Yannick Inz, con il 4 Florian Keil, con il 6 Joel Alec, con il 7 Leonard Schmidt, con il 9 Joshua Henriks, con il 10 Henry Kulmer, con il 13 Daniel Uth, con il 19 Gustav Remke, con il 27 Aaron Drossel e con il 33 Paul Durben. L'allenatore è Gonzalo Faustino. Risponde l'Italia con Filippo Poletti con il numero 1, Giovanni Tagliapietra con il 2, Antonio Tagliapietra con il 3, Marco Tomba con il 4, Angelo De Bari con il 5, con il 6 Paolo Colamaria, con il 7 Alessandro Uva, con l'8 Claudio Bracali, con l'11 Mattia Polverini, col 10 Marco Mugnaini, l'allenatore Massimo Giudice. Avete già visto la prima conclusione della partita ad opera dei giocatori tedeschi. Entrambe le squadre hanno giocato anche nella giornata di ieri. L'Italia l'abbiamo seguita in diretta e ha vinto per 12-1 contro Andorra. La Germania invece ha perso contro il Portogallo per 7-0. Non sarà una partita come quella di ieri, facile che abbiamo visto contro la formazione di Andorra. La Germania è squadra ben più solida, molto più strutturata, fisicamente molto interessante. Insomma, una formazione da prendere con le molle e da affrontare con tutte le cure del caso. Vediamo subito i quintetti per l'Italia. In porta c'è Mugnaini, gli esterni sono Giovanni Tagliapietra, Uva, Bracali e Colamaria, lo stesso quintetto di partenza di ieri. Attenzione, Bracali, gol dell'Italia con la penetrazione di Claudio Bracali, che è riuscito a infilarsi nella difesa della Germania e a portare in vantaggio l'Italia dopo 1 minuto e 12 secondi. Quindi Italia 1, Germania 0. In precedenza avevamo visto un paio di azioni molto pericolose della Germania. Buon per gli azzurri quindi aver sbloccato subito a proprio favore con questa azione personale da sinistra di Bracali il risultato di questa partita. Ancora l'Italia con Tagliapietra, la conclusione difficile, la parata del portiere. Buon inizio di partita, decisamente a buon ritmo per Bracali. È il primo gol in questo europeo perché ieri non aveva segnato. Intanto attenzione, c'è un cartellino blu ai danni del giocatore numero 10 della Germania che è stata abbastanza fallosa anche nella gara di ieri. Se non andiamo errati, questo è il quarto cartellino blu accumulato dai tedeschi. Alessandro Uva già sulla panchina, sul punto di battuta, scusate. Il giocatore espulso è Henry Kulmer. E andiamo dunque a seguire questa ghiotta occasione per gli azzurri. Ieri una sola punizione sbagliata e anche in questa occasione c'è il palo che ferma la conclusione di Uva. Quindi l'Italia è a uno 0-2 di realizzazione dei tiri diretti. Parliamo ovviamente di quelli generati nel corso della partita. Ora ci saranno 2 minuti di power play per gli azzurri. Vediamo se, al contrario di quanto accaduto ieri contro Andorra, l'Italia riuscirà a sfruttare la superiorità numerica. Bracali, Uva, gira esterno, sbaglia il passaggio Bracali, la va a recuperare comunque Colamaria. Scambiano i due, 20 secondi per andare alla conclusione e chiudere questa azione. Colamaria si muove, Uva tocca con il pattino Tagliapietra, non rilevano gli arbitri. Ultimi 10 secondi, ci prova Colamaria dalla distanza, tiro deviato, palla recuperata dalla Germania che ora può difendere ma preferisce sparare in avanti, regalando di fatto il possesso alla formazione azzurra.
passato il primo minuto di superiorità numerica, ne resta uno ancora a disposizione dell'Italia, che però deve assolutamente accelerare il movimento della pallina e far girare il triangolo della Germania se vuole provare a mettere dentro il gol del 2-0. Attenzione, palla ferma lì, non ci arriva Uva, si salva il portiere tedesco Yannick Inz. Ancora 40 secondi circa di superiorità numerica, ma la pallina è in possesso della Germania. Vediamo se proveranno a giocare, anzi no, ancora una volta pallina sparata in avanti e regalata agli azzurri. 30 secondi di superiorità numerica ancora per l'Italia per cercare di arrivare al gol del 2-0 dopo l'1-0 di Bracali. Lo stesso Bracali in possesso di pallina con la Maria, prova a cercare Uva, ancora con la Maria, Bracali, Tagliapietra, attenzione, 10 secondi ancora di superiorità, ci prova Tagliapietra a distanza, Uva recupera la ribattuta, tenta il giro dietro porta con la Maria, ancora i due, la pallina salta in mezzo all'area, alla fine la Germania esce, attenzione perché c'è il giocatore entrato in contropiede, perché non c'è il cancello su ogni panchina, c'è un cancello solo centrale, dunque il giocatore entrato era già in attacco. Fallo di squadra ora su Collamaria da parte del numero 27 Aaron Drossel. Dunque l'Italia spreca una ghiotta occasione per portarsi sul 2-0, sbagliando prima un tiro diretto con Alessandro Uva e poi la superiorità numerica. Italia comunque in vantaggio per il gol di Bracali dopo 1 minuto e 12 secondi. Poi ovviamente vi racconteremo per quale motivo questa partita è iniziata 20 minuti in ritardo rispetto all'orario previsto, non appena avremo ovviamente una pausa nel corso di questo match, che fino a questo momento sta andando su ritmi davvero molto elevati. Con la Maria recupera questa pallina per Bracali, all'indietro per Uva. Tutto il Portogallo nella tribuna del Palasport di San Sadurní assieme a una miriade di bambini delle scuole del posto, ovviamente i portoghesi spettatori interessati nei confronti degli azzurri, dato che domani sarà il giorno di Italia-Portogallo alle ore 19, partita che vi racconteremo ovviamente in diretta. Tagliapietra ci prova dalla distanza, la pallina però è alta sopra la traversa e la punizione è in favore della squadra tedesca. Punizione che verrà battuta dal punto in cui Tagliapietra ha fatto partire il tiro, quindi nella metapista difesa dalla squadra azzurra. Viene in avanti il numero 9 Henriks, fermato però, poi sbagliano Bracali e Tagliapietra, pallina regalata a Uth. Schmidt sulla destra a cercare spazio, Bracali lo controlla da lontano, poi dietro porta Giovanni Tagliapietra, recupera questa pallina con la Maria, lo stop non è preciso, giocatori tedeschi si rifanno sotto, il tiro incrociato del numero 27 Aaron Drossel, con la pallina che termina abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Marco Mugnaini. Bracali, azzurri di nuovo in avanti, siamo alle soglie del 6° minuto di gioco. 1-0 in favore dell'Italia, il gol di Bracali dopo 1:38, prova con la Maria ad andare via a Uth che però tocca la pallina, Tagliapietra, gira dietro porta, lo controlla benissimo Daniel Uth che con il corpo impedisce alla pallina di arrivare in porta. Bello il lancio da parte dei giocatori tedeschi per Henriks, poi tocca da terra con la Maria, c'è il time out, lo ha chiesto Massimo Giudice che evidentemente non è pienamente soddisfatto di quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo è che l'Italia conduce 1-0 nei confronti della Germania in questa seconda partita del campionato europeo Under 17 qui a San Sadurní da Noia, all'interno dell'Ateneo, casa del club sportivo Noia Freixenet, sede del campionato europeo numero 41 Under 17. Prima partita della seconda giornata, cominciamo con l'andare a vedere
i risultati delle partite della giornata precedente, quindi delle giornate di ieri, visto che anche ieri l'Italia ha aperto le danze. 12-1, ve l'abbiamo raccontato in diretta, poi l'8-0 con cui la Francia ha superato l'Inghilterra, il 7-0 del Portogallo contro la Germania, il 12-0 della Spagna contro la Svizzera. Come avete già visto anche ieri pomeriggio, scusate, al termine della partita, indipendentemente dal risultato, verranno effettuati 3 tiri diretti per eventualmente districare casi di parità in classifica. Ieri l'Italia ha avuto la meglio contro Andorra anche nella sequenza dei tiri diretti. Non è andata così invece al Portogallo, che contro la Germania ha realizzato un solo tiro contro i 2 dei tedeschi, e quindi in caso di arrivo a pari punti tra Germania e Portogallo, la Germania avrebbe il vantaggio dei tiri diretti, perché lo ricordiamo, da questa edizione la differenza reti e il quoziente reti sono stati aboliti. Uva recupera questa pallina, attenzione, tu per il portiere alto, c'era anche Colamaria, aveva fatto tutto benissimo Alessandro Uva, recuperando una pallina al centro della pista, involandosi in contropiede. Si è allargato troppo sulla destra, è andato troppo sotto al portiere, non ha visto il compagno che aveva seguito l'azione. Grande occasione sprecata dagli azzurri. Il programma di oggi, dopo Germania-Italia, ci sarà Svizzera-Francia, partita che subirà un ritardo di 10 minuti a causa del ritardo di questa partita, che è stato di 20, e poi in orario invece Portogallo-Andorra e Spagna-Inghilterra a chiudere la seconda giornata. Colamaria per Bracali, il suo tentativo di passaggio, poi Tagliapietra recupera, capiscono tutti i difensori, impediscono il passaggio per Colamaria, e Germania che quindi esce anche da questa situazione. Italia che ha aumentato il pressing, alzato il livello della pressione sugli avversari, e i risultati sono già visti con 2 palline recuperate che hanno portato l'Italia vicina al gol del 2-0, ma il risultato è ancora fermo, 1-0 in favore degli azzurri. Decide fino a questo momento il gol di Bracali dopo 1 minuto e poco più nel corso di questo primo tempo. Tagliapietra va via benissimo, la conclusione non trova l'angolino sotto alla mano principale del portiere tedesco. Altra grande azione dell'Italia, che sta sprecando tantissimo in attacco. Il risultato avrebbe potuto essere ben più ampio fino a questo momento. Germania ora che ci riprova, tedeschi che, se vengono lasciati con un minimo di spazio, un po' di cose le fanno. Colamaria ha buttato giù, cartellino blu netto per il numero 7 Leonard Schmidt, ed è secondo cartellino della giornata. 12, anzi scusate, vi do il minutaggio all'avanti, 7:54 nel corso della ripresa del primo tempo. Ci va Giovanni Tagliapietra stavolta sul disco dei 7,40 metri. Per Schmidt è il secondo cartellino e quindi per lui scatta la diffida. Attenzione, Tagliapietra va in avanti, e questa volta al terzo tentativo l'Italia trasforma il tiro diretto e va avanti 2-0 con Giovanni Tagliapietra. 7 minuti e 57 secondi. Tagliapietra su tiro diretto, dopo 2 errori dal dischetto grande dei 7,40, arriva il gol di Giovanni Tagliapietra, che poi si oppone a questa conclusione molto violenta di un giocatore tedesco. Un'altra pallina recuperata dagli azzurri, un altro fallo di squadra, è il quarto per la Germania, uno solo ne ha commessi l'Italia. C'è anche un richiamo ufficiale da parte del direttore di gara all'allenatore portoghese della Germania, Gonzalo Faustino. Squadra, l'avevamo detto, molto più fisica di quanto non fosse Andorra ieri. Già nella giornata di ieri i giocatori della Germania hanno subito 3 cartellini, sono già a 2.
per Kulmer, il primo degli espulsi di oggi è il primo, per Schmidt è il secondo, e con il regolamento internazionale per i tornei al terzo cartellino anche in partite diverse scatta una giornata di squalifica e il giocatore tedesco numero 7 è già arrivato a quota 2, dovesse prenderne un altro non potrà giocare domani la partita con Andorra, che ovviamente per la Germania è una partita decisiva, così come è importante questa per ottenere un miglior piazzamento nel girone di qualificazione. Ricordiamo che nessuna squadra verrà eliminata al termine della prima fase. La fase di qualificazione, che si conclude domani, serve esclusivamente per disegnare la griglia dei quarti di finale. Fallo di squadra questa volta di Bracali, è il secondo. C'è un cambio dentro, Marco Tomba al posto di Giovanni Tagliapietra, che ha subito e si è accasciato a terra per il tiro che ha preso in precedenza nel tentativo di difendere la propria porta, e ora è assistito dal fisioterapista Filippo Torricelli, che peraltro ieri ha compiuto 32 anni ed è stato festeggiato qui nel clan azzurro al termine della vittoriosa partita per 12-1 contro Andorra. 10:44, ci avviciniamo alla metà del primo tempo con l'Italia in doppio vantaggio 2-0. Fallo fischiato dal signor Le Mans. L'arbitro francese ha rilevato la presenza nella lunetta del portiere di un attaccante della Germania, pratica ovviamente vietata. Uva, Bracali, riparte l'Italia con la Maria che accelera sulla destra, trova spazio, va in centro, non trova l'ultimo passaggio, non riesce ad alzare la pallina, il portiere si sdraia e ferma l'azione di gioco. Poi Uva va a recuperare l'ennesima pallina nella zona centrale della pista, dove sta dominando letteralmente la formazione azzurra e dove dopo il time out sono nate le occasioni migliori. Intanto ci prova con questa azione in solitaria la Germania, è il numero 10 Kulmer, che aveva recuperato una pallina interessante, ora però sbaglia il controllo Henriks. Vediamo se riusciranno ad evitare i 10 secondi. No, perché la pallina viene lanciata fuori dal rettangolo di gioco e c'è il time out, questa volta richiesto dalla Germania, e noi ne approfittiamo per riepilogare. 9:52 alla fine del primo tempo, 2-0 in favore dell'Italia, 2 gol, il primo di Bracali 1-12 su azione da sinistra, azione personale, il secondo di Tagliapietra, che ha trasformato il secondo tiro diretto concesso in questa partita dagli arbitri alla nazionale azzurra, 2 cartellini blu a carico della Germania. Partita che vi dicevamo è in netto ritardo, avrebbe dovuto iniziare alle ore 15 e invece è iniziata alle 15:20, il tutto per colpa di un pullman che non è arrivato, doveva raccogliere gli azzurri in albergo poco prima di mezzogiorno, e invece quel pullman non si è mai presentato. Gli azzurri hanno avvisato l'organizzazione, che a cui fa carico ovviamente il trasporto delle squadre dagli hotel ufficiali alla sede di gara. Sono arrivati 3 taxi, ma i taxi sono arrivati in ritardo, per cui l'Italia ha poi chiesto di poter avere un'ora di tempo per un adeguato riscaldamento, concessione che ovviamente i responsabili di World Skate Europe hanno accordato, e per cui la partita è iniziata 20 minuti in ritardo. Quella successiva ritarderà soltanto di 10 e poi il programma dovrebbe riprendere il suo ordine predefinito. Ritardo che evidentemente non ha causato grossi problemi alla nazionale azzurra, che in questo primo tempo sta giocando una buona partita, dominando nella fase di costruzione dopo un paio di occasioni lasciate ai tedeschi in apertura di gara. Ormai è un monologo azzurro, anche se il risultato non segue, siamo 2-0 e la partita è tutt'altro che chiusa. Intanto i tifosi azzurri, in gran parte genitori dei ragazzi che giocano, hanno coinvolto tutti i bambini presenti in tribuna, e la tribuna del San Sadurni dell'Ateneo, scusate, il San Sadurni è diventato un enorme bacino di tifosi azzurri. Con la Maria più veloce dell'avversario va a prendersi questa pallina, lo attacca comunque Henriks nel tentativo di recuperare sfera, non ci riesce. Palla ancora per Bracali. Tomba
finora unico cambio, se ne prepara un altro, c'è De Bari sul cancelletto dei cambi, c'è anche un giocatore tedesco e questa è la particolarità di questa pista, che non corrisponde esattamente al regolamento internazionale, ma non è l'unica, ce ne sono altre, soprattutto in Spagna, che hanno un solo cancelletto, e questo quando c'è un doppio cambio ovviamente diventa un problema. Tomba perde palla, modo regolare, può ripartire la Germania in contropiede con Rossell. Palla all'indietro per Kulmer, fallo di Drossel, blocco irregolare su Tomba, fallo di squadra numero 5 per la Germania, 2 quelli per l'Italia. Pronto, intanto sentirete senz'altro in sottofondo tutti i bambini schierati dai nostri tifosi dalla parte degli azzurri. Colamaria in mezzo, rigore generoso, ammettiamo. L'intervento del portiere ci è sembrato abbastanza regolare, noi non siamo in grado, non abbiamo a disposizione il replay, ora ci spostiamo in postazione di regia, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Ci era sembrato abbastanza regolare l'intervento del portiere. Non c'è però il replay, allora andiamo a vederci direttamente il rigore con lo stesso Colamaria che si prepara a batterlo. Dovrà tirare direttamente in porta, lo ricordiamo, 12 minuti e 4 secondi. Tiro di Colamaria, la parata con la punta del piede di Inz, che ancora una volta salva la sua porta, e è il terzo tiro da fermo sbagliato dagli azzurri. Ora questo passaggio di Colamaria per Uva, che non era comunque un passaggio preciso. Uva gira dietro porta, c'è l'intervento falloso da parte del numero 27 Drossel, che trattiene con un braccio il giocatore numero 7 degli azzurri. Fallo numero 6, quindi si avvicina a grandi passi, tra l'altro anche il 10° fallo dei tedeschi. De Bari dalla distanza, il tocco di Uva a cercare la deviazione. Attenzione al passaggio sulla placca rossa di centropista, perché è particolarmente scivolosa. Ci prova dalla parte opposta Kulmer con un pregevole controllo aereo, pallina però che si alza oltre l'altezza regolamentare. Uva esce vincitore da una mischia, lancia Colamaria, carica il tiro, supera l'uomo, supera un secondo, casca a terra, non lo tocca nessuno, non c'è fallo, è scivolato Colamaria, chiede il fallo di simulazione. La panchina tedesca, a noi era sembrato netta la scivolata di Colamaria, non aveva nessun motivo per buttarsi in quell'occasione, era praticamente a tu per tu con il portiere. Pronto un altro cambio sia per i tedeschi che per gli azzurri. Quello degli azzurri è Mattia Polverini col numero 11. Colamaria prova dalla distanza, appena a lato la sua conclusione. Tomba va a recuperare, ancora Colamaria, scambia con il numero 4 del Valdagno, da questi a De Bari. Scende sulla sinistra, De Bari si ferma perché non c'è nessuno, c'è da tornare indietro, cosa che è abbastanza pericolosa e costa un fallo di squadra agli azzurri, commesso proprio da De Bari. Fuori il numero 6 tedesco Joel Alec e dentro il numero 13 Ut, che era già stato in pista, si va subito a piazzare davanti a Marco Mugnaini. Kulmer prova a mettere in mezzo, il controllo di Ut non era dei più semplici, la pallina finisce all'angolo, riesce a servire dalla parte opposta il numero 27 Drossel e poi la Germania riparte con questa azione. Il tiro dalla distanza, ci mette il pattino De Bari, va a recuperare la pallina, cade a terra anche un giocatore tedesco. La pista è abbastanza scivolosa oggi, temperatura esterna intorno ai 29 gradi e un discreto tasso di umidità. Questi possono ovviamente essere problemi su una pista in granito, in graniglia. Tomba per De Bari, è rientrato intanto con il numero 2 Tagliapietra al posto di Colamaria. Attenzione al 2 contro 1, sbaglia il controllo, poi la pallina finisce in rete, ma c'era stato il pattino di Kulmer col fischio dell'arbitro ben prima che la pallina entrasse
in rete, quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato, ma sicuramente di azione pericolosa della Germania sì, un 2 contro 1 che se finalizzato correttamente avrebbe potuto riportare sotto i tedeschi. Italia che è avanti di 2-0 e avrebbe potuto esserlo molto di più, avrebbe dovuto esserlo molto di più per mettersi anche al riparo dalle legittime ambizioni della formazione tedesca, che lo ripetiamo non è Andorra, è di tutt'altro spessore. Ieri ha tenuto testa al Portogallo che ha vinto per 7-0, ma che ha faticato soprattutto nella prima frazione di gioco. Prima frazione che si sta avvicinando all'ultimo quarto, mancano 5 minuti esatti alla fine del primo tempo. Italia 2, Germania 0, Tagliapietra in mezzo, una pallina tra Uva e De Bari che nessuno dei due riesce a controllare. Poi Uva perde questa sfera e lascia ripartire la manovra tedesca. Bravo Tomba a metterci il bastone. Tagliapietra fa tutto da solo perché nel frattempo Tomba è caduto a terra. Palla all'indietro per De Bari. Intanto fuori Uva, dentro Polverini. Tomba all'indietro per De Bari che non va a prendersi la pallina. Attenzione alla ripartenza in velocità della Germania. Poi per fortuna sbagliano i tedeschi. Ora Polverini non controlla bene nel controgancio e sfuma questa azione d'attacco. Ancora avanti però gli italiani con De Bari. Tomba. De Bari. Ancora per Tomba, ma dall'altra parte si piazza bene Tagliapietra. Chiudono però i difensori tedeschi. Allora la pallina all'indietro per De Bari che controlla male. Tomba, Polverini. Ancora per Tomba, leggermente lungo il passaggio. Buona l'interdizione di Drossel che va a riprendersi questa pallina. Prova a far ripartire il gioco dei suoi. Attenzione perché gli azzurri si dimenticano della difesa. Il più veloce a arrivare dall'angolo opposto è proprio il numero 10 Kulmer, che poi perde palla, ma Tagliapietra calcia la pallina e la perde. Poi se la va a recuperare c'è Tomba tutto solo. Attenzione ora perché parte un 2 contro 1 pericoloso. Ci mettono una pezza i giocatori azzurri. Polverini in pressing la Germania sul numero 11. Pallina che arriva al centro dell'area. Attenzione, doppio passaggio, doppio tentativo con la grande occasione di Henrichs che ha cercato un difficile passaggio per Kulmer. Ancora l'Italia che prova a recuperare, ma i tedeschi arrivano prima, poi sbagliano però il passaggio. Tagliapietra, 2,50 da giocare ancora. Tagliapietra va in avanti, c'è Tomba libero. Tagliapietra fa tutto da solo, trova però il portiere dalla parte opposta, contropiede con Henrichs che arriva tu per tu. C'è rigore. Rigore causato da De Bari che commette fallo e dunque si andrà alla massima punizione contro gli azzurri. C'è però prima un time out richiesto proprio dalla Germania. Vedete inquadrata ora la panchina azzurra. 2 minuti e 37 alla fine, quindi siamo a 17:23 e c'è un rigore contro gli azzurri questa volta. Toccherà a Marco Mugnaini fare gli straordinari per cercare di opporsi alla massima punizione assegnata dal direttore di gara, sulla quale concordiamo. Ci è sembrato abbastanza netto il fallo da dietro da parte di De Bari che era in ritardo sulla pallina e ha commesso un'irregolarità ben dentro all'area di rigore. Già in pista la formazione azzurra, ancora tutti sulla panchina i tedeschi che ora avranno questa occasione. È il numero 9 Joshua Henrichs che cercherà di andare alla trasformazione per quello che sarebbe il primo gol della Germania in questo campionato europeo. Ieri non ne hanno segnato nessuno contro il Portogallo. Tutto pronto per battere questo tiro di rigore. Henrich contro Mugnaini, può partire il giocatore tedesco, la traversa, poi ancora il tedesco
che può giocare la pallina per due volte, Mugnaini dice di no e poi parte il contropiede azzurro, attenzione, tagliapietra per Tomba che sbaglia, sarebbe stato un colpo quasi da KO. Avevano fatto tutto bene gli azzurri in questa occasione. Ancora tagliapietra dietro porta, ieri ha fatto gol da quella posizione, prova a cercare invece Polverini che ci incischia troppo e alla fine rischia di perdere la palla. Ancora tagliapietra, bello lo scambio con Tomba che libera tagliapietra davanti all'area, cade poi tagliapietra, tutto regolare, tocca la pallina con la mano e l'occasione sfuma. Dunque pericolo scampato da una parte per gli azzurri, ma anche grande occasione sbagliata dall'altra. Ottimo l'intervento di Mugnaini, non tanto sul rigore che ci pare abbia colpito la traversa, ma sui due controlli successivi ha sicuramente impedito ai tedeschi di segnare il gol del 2-1. L'Italia rimane avanti 2-0 quando iniziano gli ultimi 100 secondi del primo tempo. Peccato per quel contropiede fallito da tagliapietra e Tomba. Bracali intanto che è rientrato in pista al posto di De Bari. Polverini in mezzo, l'autogol tedesco. L'autogol tedesco del giocatore numero 79, anzi 19, Remke. Ora dovremmo vedere la ripetizione di questo gol. Non c'è, la regia non ci ripropone il replay. Non ci sono i replay, ci informano. Ci eravamo abituati bene ieri. Comunque sul passaggio di tagliapietra, se non l'abbiamo visto male, il gol è stato del giocatore Remke, quindi formalmente il gol verrà attribuito a tagliapietra perché non esistono gli autogol nell'hockey. Il gol si dà all'ultimo passaggio. Intanto qui c'è un fallo inutile di Polverini. A Polverini è stato assegnato il gol, quindi gol di Polverini. A noi era sembrato che non l'avesse toccata Polverini, ma che la pallina lui era il destinatario del passaggio, ma la pallina è arrivata prima sul pattino dell'avversario. Poi avremo modo di rivedere, non nei replay ma con calma magari nell'intervallo dalle registrazioni. Sta di fatto che l'Italia è avanti 3-0 alle soglie dell'intervallo. Noi assegniamo il gol a Polverini come ci viene comunicato, poi ovviamente andremo a vedere che cosa è successo. Un minuto intanto ancora da giocare con l'Italia che attacca con Bracali, da Bracali a Tomba. Tomba si allarga sulla destra, lo chiude bene la difesa che lo spinge fuori dalla linea di attacco. Intanto la Germania è arrivata a 8 falli di squadra e anche gli azzurri sono saliti parecchio, a quota 5. Tomba si piazza in mezzo all'area, Polverini che controlla con il pattino, lo vede l'arbitro e comanda la punizione in favore della Germania. Giusta la decisione del direttore di gara, netto il controllo di pattino del numero 11 italiano. Remke, bello il suo lancio, attenzione la conclusione e la doppia parata di Mugnaini. Scusate, prima su Kulmer e poi sulla deviazione di Polverini che per poco non causa un'autorete. Colpo di Reni eccezionale da parte di Mugnaini che salva ancora una volta il risultato, lo aveva già fatto in occasione del rigore. Attenzione però a queste distrazioni perché sono pericolose. Polverini recupera questa pallina, 4 secondi, mette in mezzo, pallina che sfugge via e non c'è il tempo per andare al tiro perché arriva la sirena e il fischio dell'arbitro. Dunque dopo i primi 20 minuti estremamente divertenti, Italia 3, Germania 0, le reti Bracali a 1 e 12,
Tagliapietra a 7,57 su tiro diretto e poi gol assegnato a Polverini, ma in realtà si tratta di autorete di Kulmer. Il minuto dovrebbe essere 18:20 o qualcosa del genere, non l'abbiamo preso nel tentativo di capire cosa è successo, ma sta di fatto che l'Italia è avanti di 3-0 all'intervallo. Noi ci risentiamo fra 10 minuti circa per il secondo tempo di questa seconda gara degli azzurri ai campionati europei Under 17 maschili di San Sadurni d'Anoia.
Riprendiamo la linea dall'Ateneo di San Sadurní d'Anoia per il secondo tempo di Italia-Germania Under 17 che sta per iniziare. Azzurri già in pista, li vedete inquadrati con Mugnaini confermato tra i pali e gli esterni Bracali, Tomba, Colamaria e dovrebbe essere Antonio Tagliapietra, quindi esordio per il numero 4, scusate, per il numero 3 azzurro che ieri era in tribuna. A proposito, ci siamo dimenticati e ci scusiamo di citare con la fretta dell'inizio della partita i due azzurri che non sono tra i 10 convocati ma che sono in tribuna alle spalle della panchina azzurra, vale a dire Francesco Carrieri e il portiere Ernesto Maggi. L'Italia è qui a San Sadurní con 12 effettivi e ovviamente per ogni partita soltanto 10 possono andare in panchina, gli altri due devono restare in tribuna. Entra anche la Germania che deve recuperare 3 gol. Intanto noi precisiamo che il gol del 3-0 effettivamente è stato realizzato da Polverini perché è suo l'assist al centro, deviato poi in porta dal pattino del giocatore tedesco, quindi ci eravamo confusi nel corso della partita. E dunque tutto pronto per iniziare questo secondo tempo con la Germania che inizia a giocare, ma gli azzurri recuperano immediatamente pallina. Nulla di fatto però per questa prima manovra d'attacco. Attenzione a non dare per conclusa la gara perché la Germania ha risorse per poter giocare un buon hockey. Germania che però deve anche stare attenta ai falli di squadra, è già a quota 8 contro i 5 della nazionale azzurra. Tedeschi che attaccano ora con questa conclusione dalla distanza di Joshua Heinrichs, decisamente il giocatore più pericoloso, anche quello più fisicamente prestante. Di nuovo lui con questo passaggio non precisissimo per la verità di Kulmer. Palla di nuovo indietro agli italiani, al numero 10, scusate, tedesco. Kulmer si accentra, il suo tiro deviato, finisce a lato. Colamaria, il più rapido a salire e portarsi sulla posizione della pallina. Bracali, Colamaria, dietro porta Antonio Tagliapietra. Piuttosto lenta degli azzurri, Tagliapietra si muove in mezzo all'area, non arriva però il passaggio di Bracali. Ora vanno subito in pressing i giocatori azzurri, pressing che è stata la chiave che ha dato la svolta nel corso del primo tempo. Dopo un inizio abbastanza equilibrato si è alzata la difesa azzurra, ha messo in forte difficoltà i tedeschi. È arrivato subito il gol del 2-0, poi ne potevano arrivare decisamente altri. Attenzione Colamaria con Bracali, fa tutto da solo Colamaria, poi prova ad arrivare al volo Tagliapietra, il colpo non è preciso. Pallina messa fuori ora dai tedeschi per evitare il fallo di 5 secondi, punizione quindi che sarà per gli azzurri. 2 minuti andati nel corso del secondo tempo, risultato sempre di 3-0 per la formazione azzurra. Ci prova dalla lunghissima distanza Colamaria, pallina che poi si alza e siccome ritorna preda dei giocatori degli azzurri, l'arbitro la restituisce immediatamente ai tedeschi e si va a battere dal centropista da dove Colamaria ha lasciato partire il tiro. Si sgola intanto l'allenatore della Germania dalla panchina. Tentativo pericolosissimo con questo passaggio al centro da parte di Kulmer. Attenzione ora agli azzurri. Colamaria, l'ennesima conclusione da fuori, ancora una volta alta, mira non al massimo per il giocatore italiano. Si riparte di nuovo quindi con una punizione per la Germania. Drossel sulla pallina, vicino a lui
il numero 10 Kulmer. Si sviluppa l'azione tedesca, pallina che arriva a Heinrichs. Vediamo se sarà lui a puntare l'uomo come è accaduto più volte. Cerca invece il passaggio per Drossel. Ancora Heinrichs. Palla all'indietro per Kulmer. Antonio Tagliapietra poi gli ruba la pallina, attaccato, va a prendersi un fallo di squadra che è il numero 9 per la Germania. Si accende la luce rossa sulla panchina dei tedeschi, che ora rischiano il tiro diretto per il 10° fallo. Tomba, Bracali, dietro a porta di Bracali, che commette a sua volta fallo trattenendo il braccio dell'avversario. Attenzione, perché è il 6° fallo per l'Italia, il bonus non è così lontano, il tempo da giocare è ancora tantissimo, perché in questo secondo tempo se ne sono andati 3 minuti e 30 secondi circa, non è successo sostanzialmente nulla. Ritmo molto più basso rispetto a quello che abbiamo visto nel corso del primo tempo. Attenzione alla Germania, cadono tutti a terra, attenzione perché è caduto a terra Colamaria lamentando un dolore al polpaccio. Non abbiamo visto francamente nessun tocco da parte di giocatori tedeschi. Potrebbe essere un problema muscolare. Si rialza Colamaria. Si riprenderà con una punizione in favore degli azzurri, probabilmente. C'è stato un colpo di un giocatore tedesco, si è visto, lo abbiamo rivisto in un replay clandestino. Sì, nettamente, colpo sulla gamba da parte del giocatore tedesco che cadeva a terra. Gli arbitri non l'hanno visto, non ci sarà nessun provvedimento disciplinare. Colamaria rimane comunque al suo posto, non è dovuto entrare il servizio medico. La punizione però è in favore della Germania ed è anche una punizione abbastanza insidiosa, che infatti si stampa sul palo alla sinistra di Mugnaini. Ancora Heinrichs, il giocatore più pericoloso degli azzurri. Bisogna alzare il ritmo di questa seconda parte e chiudere questa partita, non lasciarla così. Tagliapietra, ben servito da Colamaria, non trova la deviazione vincente. Attenzione dalla parte opposta, Mugnaini ci mette il gomito. Ancora azzurri in avanti, non riesce Tagliapietra a passare Heinrichs, lo ferma poi Tomba. Partita che ha preso vita in questo momento. Deve tenere alto il ritmo l'Italia, deve chiudere la gara, non deve lasciare alla Germania la possibilità di colpire magari su qualche tiro da fermo o su qualche punizione come in precedenza. Nell'hockey gli episodi non si contano sulle dita di una mano, sono sempre presenti. Colamaria accelera, incrocia il tiro però troppo centrale, pronto e attento il portiere Inz. Attenzione a Kilmer dalla parte opposta, ancora Mugnaini. Germania che sta arrivando con maggiore frequenza dalle parti del portiere azzurro. Tomba cerca un 1 contro 1, cadere sia lui che Colamaria. La pallina è per i tedeschi con il migliore dei loro, Heinrichs. All'indietro a cercare Kulmer. Toccata la pallina da Colamaria, che però non riesce a entrarne in possesso. Drossel, Ut, fallo di 5 secondi commesso dai tedeschi. Deve fischiare il direttore di gara, lo fa in questo momento Bracali per Tomba. Uva pronto al cambio. Colamaria cerca di nuovo l'1 contro 1 e di nuovo viene fermato
dai giocatori tedeschi, troppa individualità in questa fase, corre a cercare più il fraseggio. Attenzione a questo inserimento in alza e schiaccia che non ha risultato, poi c'è il fallo di squadra commesso da Colamaria dopo che Tagliapietra aveva perso la pallina. Tagliapietra è uno dei 2007 che Massimo Giudice si è portato in questa occasione, che quindi potrà essere presente eventualmente anche il prossimo anno. Esce proprio lui per far spazio a Alessandro Uva a fianco di Bracali, Colamaria e Tomba, con Mugnaini confermato in panchina. Il time out è stato chiesto da Massimo Giudice, probabilmente chiederà di aumentare il ritmo, di aumentare la pressione sul portatore di palla tedesco, di non lasciare lo spazio ai tedeschi di costruire azioni o di ottenere punizioni dal limite dell'area o comunque da posizioni favorevoli al tiro, che sono le occasioni in cui fino a questo momento la Germania ha fatto vedere il meglio di sé, pur non riuscendo ancora a segnare nessuna rete, anche perché Mugnaini sta svolgendo egregiamente il suo lavoro. Non tantissimi gli interventi a suo carico, alcuni però difficilissimi, e farsi trovare pronti quando non c'è continuità nell'azione offensiva avversaria non è cosa semplice come potrebbe apparire. Time out agli sgoccioli. Intanto l'Italia è salita a 8 falli, mentre la Germania è sempre ferma a quota 9. Dunque attenzione, perché anche gli azzurri rischiano il bonus e questo rende il 3-0 maturato tutto nel primo tempo, un risultato tutt'altro che definitivo. Non bisogna rilassarsi, manca un'eternità, 14 minuti e 4 secondi. Si parte con questa punizione per la Germania. Heinrichs già pronto a ricevere il passaggio del compagno. La finta, la pallina che si accentra con Kulmer, tocca coi pattini Uva, ma era sulla traiettoria, non si è spostato e quindi non è rigore in questa occasione, perché non c'è la volontarietà di colpire o di deviare la pallina. Bravo a rimanere fermo più che altro Uva in questa occasione. Colamaria, Tomba, vediamo se le time out ha cambiato il ritmo. Colamaria arriva tu per tu con il portiere avversario da destra, non trova però lo spazio sufficiente per andare a una conclusione efficace. Ancora una parata del portiere. Sono occasioni che bisogna sfruttare, perché sono quelle che tagliano le gambe agli avversari. Tomba ora prova a recuperare questa sfera, attenzione alla pallina larga per Kulmer, all'indietro per Heinrich. Tomba cerca l'anticipo, gli lascia quel metro sufficiente a Heinrich per andare al tiro. Poi Uva recupera questa pallina, parte in contropiede l'Italia. Uva fa tutto da solo sulla destra, poi non controlla ma non perde nemmeno la sfera. Si deve ricominciare a costruire questa azione con Bracali. Colamaria cerca il passaggio in mezzo per Uva, che si era mosso molto bene, pallina però che non passa, la recupera ancora una volta Heinrichs, che mette in mezzo per Kulmer, pallina poi all'indietro per il numero 13 Ut. Di nuovo Kulmer, Ut in mezzo all'area, Kulmer la mette in mezzo, attenzione a non commettere fallo. Tomba recupera assieme a Bracali il possesso della sfera per l'Italia, che riprova a venire in avanti alla ricerca ancora del gol in questo secondo tempo. Siamo sempre fermi sul 3-0 della prima frazione di gioco. Uva, difficile il controllo, pallina di nuovo fuori. Bracali, Colamaria prova a muoversi ora Uva, il passaggio di Colamaria per Tomba, la conclusione di prima intenzione, pallina che si spegne fuori. Poi Uva riceve questa pallina, mette in mezzo una bellissima girata e stavolta è bravo il portiere tedesco Yannick Inz a dire di no, alzando la spalla. E ancora un inserimento con un tentativo di prima intenzione di Tomba. Bisogna fare così. Uva tocca il portiere fuori dalla propria area di rigore, interrompe l'azione italiana e questa volta il time out lo chiede
la Germania. C'è un cambio invece per gli azzurri, fuori Tomba che nelle ultime due azioni ha avuto due grandissime occasioni, dentro Giovanni Tagliapietra, e l'Italia ritorna con il quintetto iniziale, quello con cui ha dato il via sia a questa che alla partita precedente. Noi vi ricordiamo il programma di oggi ancora una volta e soprattutto poi quello di domani. Oggi, dopo questa partita che è la prima della giornata, ci sarà la gara del girone A tra Svizzera e Francia. La Francia ha vinto ieri sera ieri pomeriggio 8-0 con l'Inghilterra, la Svizzera ha perso 12-0 con la Spagna. Partita importante questa per il gruppo A. Poi nel nostro gruppo, il gruppo B, Portogallo-Andorra, con i portoghesi ovviamente strafavoriti per la vittoria finale, portoghesi che saranno gli avversari dell'Italia domani alle ore 19 in diretta sempre sul canale YouTube di FISR Hockey Pista con telecronaca in italiano, mentre vi ricordo che tutte le partite sono in diretta con telecronaca in portoghese su europe.worldskate.tv, la web tv del Comitato Europeo e della Federazione Continentale di Worldskate. L'ultima partita di oggi sarà Spagna-Inghilterra alle 21 a chiudere il programma della seconda giornata. E ora andiamo a seguire il secondo tempo. Lo facciamo a ritmo di musica, visto che nonostante la fine del time out nessuno ha staccato lo stereo in sala controllo. Ecco, ora si può ricominciare in silenzio. Poteva essere un'innovazione anche interessante. Se la partita annoia, ascoltiamo la musica. In questo caso però non ce n'è bisogno, perché la partita non annoia. E vabbè, lasciamo perdere i giochi di parole sul posto in cui ci troviamo. San Sadurni da Noia. È fin troppo facile. Bracali per Uva. Tagliapietra. Ancora Uva. Accelera l'Italia. Prova Uva a venire in velocità. Davanti a lui il giocatore più massiccio della formazione tedesca, vale a dire Heinrichs. Palla all'indietro per Remke. Arriva Tagliapietra a cercare di rubare la pallina, non ci riesce. Schmidt. Fallo questo da parte dei tedeschi, non fischia il direttore di gara, sarebbe stato il 10º. Colamaria comunque sempre in possesso di palla e arriva qua il 10º nel modo più inutile possibile sull'ultimo uomo tedesco, vale a dire Paolo Colamaria, che aveva appena sparato in avanti per Uva. 10º fallo della Germania e tiro diretto in favore degli azzurri. Vediamo di tirare su questa media che fino a questo momento non è delle migliori. 9:39, 10º fallo Germania. Va Tagliapietra sulla pallina, lui che ha realizzato nel corso del primo tempo l'unico tiro diretto su 3 fino a questo momento concessi agli azzurri, e vediamo se manterrà alta la media. Tagliapietra come contro Inz, può partire Tagliapietra, la conclusione imprendibile sotto la traversa all'incrocio dei pali. 4-0 per l'Italia. Non si prendono queste, neanche se sei un fenomeno importa. Bellissimo il gol di Tagliapietra, dunque 2-2 per lui. Ha realizzato anche ieri nel after time contro Andorra. Davvero un cecchino dal dischetto dei 7:40. E dunque arriva il primo gol degli azzurri in questo secondo tempo, il gol del 4-0 sul 10º fallo della Germania. Attenzione, Heinrichs da distanza siderale, gli risponde Colamaria, che però infila l'angolino per il gol del 5-0. Botta e risposta da una parte Heinrichs. E gol del 5-0, 9 minuti e 50. E forse questo gol
mette un po' in ghiaccio la partita, è ancora lunga, manca un quarto di gara ancora, metà del secondo tempo, ma questo 1-2 in 11 secondi davvero fa malissimo alla formazione tedesca, che aveva retto benissimo nel corso di questo secondo tempo, con un'Italia un po' più lenta. E ora Heinrichs ci riprova subito, la Germania non si arrende, la formazione tedesca, ci mancherebbe altro, a 17 anni, quando è che ti arrendi? Mai. Tentativo da parte di Kulmer, ora Heinrichs, cerca troppo Heinrichs, 3 contro 2 per gli azzurri, rientra però la difesa, arriva in qualche modo, attenzione, colpito al volto il giocatore numero 7 della Germania, Schmid, sul controllo di Tagliapietra, gli è arrivata la pallina, non violentissima sul viso, si rialza subito, infatti il numero 7, non era un colpo violento, però la pallina è dura. Fuori con la Maria, dentro De Bari, cambio in tutto made in Giovinazzo. Tra i due portacolori della formazione bianco-verde che milita in Serie 2, allenati da Pino Marzella. Pino Marzella, recentemente premiato tra l'altro come migliore, come giocatore più rappresentativo assieme ad Alessandro Cupisti nell'ambito dei festeggiamenti del 100° anniversario della fondazione della Federazione Italiana Sport Rotellistici, che cade proprio in questo 2022. Heinrichs, pallina all'indietro per Kulmer, prova ad andare in avanti, Kulmer riesce anche a mettere in mezzo una pallina per Drossel, se fosse arrivata a destinazione sarebbe stata davvero pericolosa, ma la difesa azzurra chiude e quindi ripartono in avanti i nostri ragazzi con De Bari, l'ultimo entrato nelle file della formazione italiana. Ha usato tutti i giocatori a sua disposizione, massimo giudice con la sola eccezione fino a questo momento di Filippo Poletti, il portiere, il più giovane della compagine azzurra, l'unico classe 2008 categoria under 15. Uva prova a strappare la pallina, non ci riesce, ma poi la conclusione di Kulmer è fuori. Tagliapietra, largo per Uva. Tagliapietra e Uva scambiano. Palla all'indietro per De Bari. Bracali, ora controlla la formazione azzurra, risparmia anche energie. Uva riceve bene, ma capisce tutto Drossel, che ci mette il bastone ed impedisce la deviazione. Bracali all'indietro con De Bari. Uva, tentativo, attenzione, di Uva completamente sbilenco, altrettanto quello di Bracali, erano però al limite dei 10 secondi, dei 45 secondi, quindi era necessario forzare per non incappare nelle irregolarità. Avanti ancora la Germania, prova l'accelerazione Kulmer, si piazza in mezzo all'area Schmidt. La pallina invece all'indietro per Drossel e il tiro è quello di Heinrichs, Joshua Heinrichs. Stavolta sbaglia la mira. Ancora avanti la Germania, Schmidt. Si perde un po' sul fondo, trova Joshua Heinrichs, ancora un tiro da distanza. Fermato ma preda dei giocatori tedeschi, poi recuperano gli azzurri, cade a terra il numero 7 Schmidt, un colpo fortuito da parte di De Bari, se non abbiamo visto male. Cambio intanto, fuori Bracali e dentro Polverini, anche qui facciamo un cambio in casa, tutto in casa Follonica. Il numero 8 e il numero 11 militano nella stessa società Follonica, così come a Follonica giocano anche
gioca anche Marco Mugnaini e l'altro portiere che al momento non è in pista, Ernesto Maggi, in tribuna assieme a Francesco Carreri. Germania che riparte con Kulmer per Uth, all'indietro per Drossel. Qualche problema per Drossel che poi lancia la pallina e non si capisce con un compagno in una zona dove non ci sono avversari. Uva sfrutta la caduta di Heinrichs, però arriva un altro tedesco a bloccargli la strada, commette fallo Polverini che cade a terra e controlla da terra la pallina, vietatissimo. Mancano 6 minuti alla fine di questo match. Italia in vantaggio 5-0, siamo fermi perché c'è un intervento di asciugatura della pista. Pista scivolosa, umida. Intanto è praticamente un time out quello dei tedeschi. Si lamentano i tifosi azzurri, ma è assolutamente tutto regolare. Il gioco è fermo e i giocatori possono andare dove credono, e quelli tedeschi sono andati sulla panchina. Intanto i bambini che hanno tifato Italia per tutta la partita lasciano l'Ateneo di San Sadurní d'Anoia. Toccato da terra Polverini, punizione per la Germania. Azzurri che si avviano verso la fine di questa partita, 5:54 da giocare, con un bottino di 5 gol di vantaggio. Sufficiente per stare ragionevolmente tranquilli. Gara estremamente spezzettata, che lo ricordiamo è iniziata a 20 minuti in ritardo perché l'organizzazione si è dimenticata gli azzurri in albergo. Azzurri che sono arrivati circa un'ora in ritardo al palazzetto e ovviamente la partita è stata rinviata del minimo possibile, in accordo comunque anche con le due federazioni tedesca e italiana che hanno concordato con il Comitato Europeo come risolvere il problema logistico che si era venuto a creare. Ritardo che condizionerà anche la partita successiva, che avrebbe dovuto iniziare alle 17 e che invece inizierà alle 17:10. Sempre che questa gara non vada davvero tanto lunga, perché lo ricordiamo, dopo la partita per la quale mancano ancora 5 minuti e mezzo, occorre anche andare ai tiri diretti, 3 per parte, per prevenire eventuali casi di parità, avendo abolito il criterio della differenza reti, del quoziente reti. Uva prova da dietro a un alza e schiaccia, pallina che danza a un passo dalla linea di porta, ma si salva il portiere. Dalla parte opposta la fucilata e poi la respinta sul tiro di Heinrichs da parte del giocatore numero 13 Uth. Tutte e due le palline sono finite fuori. Uva taglia pietra per De Bari, ancora taglia pietra. Ora l'Italia gioca in modo conservativo, è importante anche conservare le energie. Domani c'è Italia-Portogallo, a questo punto lo possiamo dire con quasi certezza, la partita che deciderà il girone, e indipendentemente perché diamo praticamente per scontata la vittoria di questa sera del Portogallo contro Andorra, e ovviamente con le nuove regole non c'è differenza reti, per cui in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno proprio i tiri diretti a definire la squadra che andrà a vincere il girone. Ma un passo per volta, prima bisogna mandare in archivio Italia-Germania. Attenzione perché Uva commette il 9° fallo
dell'Italia, quindi semaforo rosso anche sulla panchina azzurra. Time out chiesto da Massimo Giudice e Antonio Tagliapietra pronto sul tavolo, al cancelletto dei cambi. Entra al posto di Uva, dunque in pista per questi ultimi minuti di gioco, 3:42 per la precisione. Ci sono i due fratelli Tagliapietra, Antonio e Giovanni, Mattia Polverini e De Bari, Angelo De Bari. Ovviamente tra i pali Marco Mugnaini. Secondo tempo che l'Italia ha giocato a ritmi un po' più bassi rispetto al primo, forte del 3-0 di vantaggio, poi l'1-2 all'ottavo minuto di gioco ha indubbiamente indirizzato la partita nella giusta direzione e da quel momento è iniziata anche una fase un po' più conservativa nel gioco azzurro, meno pressing, qualche spazio di più lasciato ai tedeschi, che invece hanno continuato sempre ad attaccare con la medesima foga. Il tutto ha portato a una seconda parte di ripresa a ritmi decisamente più lenti. 3:42 ancora da giocare, 9 falli azzurri, quindi Italia a rischio di tiro diretto contro. Antonio Tagliapietra allontana dopo l'intervento di Polverini, bisogna stare attenti a non commettere fallo. Germania che recupera questa pallina, Heinrichs carica come sempre il tiro e il suo è una finta, manda fuori tempo Tagliapietra, si guadagna lo spazio necessario per andare alla conclusione. La parata sicura di Mugnaini, che si prende anche gli applausi del pubblico italiano. Punizione comunque in favore anzi no, palla 2, perché la pallina è finita sull'esterno della rete. Hanno la meglio i giocatori tedeschi. Heinrichs che carica di nuovo il suo violentissimo tiro, pallina alta. Un po' monotono però questo giocatore, tecnicamente anche interessante. A un certo punto chiamato a giocare un po' da solo. Stanno cercando il primo gol di questo campionato i tedeschi, ancora secco dopo aver giocato col Portogallo ieri sera 7-0. 5-0 oggi con anche un rigore sbagliato. C'è spazio per Tagliapietra, anche lui però spara alta la pallina. Poi Antonio Tagliapietra prova a recuperare questa sfera. Kulmer da lontanissimo prova a imitare il suo compagno di squadra Heinrichs. De Bari che recupera. Polverini. C'è Heinrichs ad aspettarlo, Polverini scarica su De Bari, Antonio Tagliapietra all'indietro, Polverini ancora, c'è Antonio Tagliapietra in buona posizione, Polverini cerca una mano, una conclusione, ci mette il guanto sul primo palo il portiere tedesco. Tagliapietra dalla parte opposta, la deviazione del fratello, ma la pallina era alta, il time out, questa volta lo chiama la Germania e dovrebbe essere l'ultimo time out di questa partita. 2:25 ancora da giocare. Francia e Svizzera già pronte davanti al cancelletto per la loro gara, ma dovranno aspettare ancora un po'. Lo ricordiamo, al termine dei tempi regolamentari con qualunque risultato si devono tirare 3 tiri diretti per eventuali situazioni di parità. Tiri diretti che ieri l'Italia ha vinto, diciamo così, contro Andorra, mentre il Portogallo li ha persi contro la Germania dopo aver vinto la partita. Ovviamente con il risultato di oggi tra Italia e Germania, no, questo non comporterà nessun tipo di problema ai portoghesi, perché non ci sarà un possibile caso di parità tra Portogallo e Germania, a meno che stasera l'hockey pista europeo non subisca un'inversione e il Portogallo lasci strada libera ad Andorra, ma parliamo di fantascienza. Polverini, palla all'indietro per Giovanni Tagliapietra, ancora Polverini, ultimi 2 minuti da giocare. De Bari,
Polverini cerca la conclusione, poi arriva Antonio Tagliapietra che non trova l'impatto dalla parte opposta. Ancora la Germania che prova, ricordiamo azzurri a 9 falli. Henrik, anzi no, non ha Henrik in questo caso, è il numero 4 Keil. Eccolo qui, prova anche lui dalla distanza, pallina che si ferma al limite dell'area. Situazione pericolosa, Mugnaini però esce un paio di metri dalla porta che difende e chiude lo specchio, parando per l'ennesima volta senza problemi sulle conclusioni dei tedeschi. Ottima la prestazione del portiere azzurro. Tagliapietra, Giovanni si allarga sulla destra, in mezzo c'è Polverini che si muove bene però non controlla altrettanto bene, si allunga la pallina, non la perde ma perde l'attimo per andare alla conclusione. Attenzione alla parata di testa da parte di un giocatore tedesco che poteva essere abbastanza pericolosa. Polverini va a recuperare questa pallina, subisce il fallo. È l'11° per la Germania, mentre siamo ormai nell'ultimo minuto di gioco. 51 secondi da giocare, 5-0 per l'Italia. Polverini mette una pallina verso Antonio Tagliapietra che si accentra. Anticipa l'avversario Antonio Tagliapietra, il suo rasoterra parato dal portiere che poi in qualche modo allontana dopo un paio di rimpalli pericolosi. Florian Keil, un'altra pallina recuperata da Giovanni Tagliapietra, c'è Polverini in posizione ma chiude bene la difesa. Chiude in possesso della pallina la nazionale azzurra con Antonio Tagliapietra per il fratello Giovanni, da questi a De Bari. Ancora Antonio Tagliapietra, vediamo se andranno all'ultima conclusione gli azzurri, 9 secondi al fischio finale. Antonio Tagliapietra, si muove bene Polverini, Antonio Tagliapietra però preferisce la soluzione personale, trova un muro davanti a sé, finisce la seconda partita dell'Italia, questo campionato europeo Under 17 maschile, e finisce con la seconda vittoria consecutiva, 5-0 alla Germania, il che garantisce agli azzurri il primo o il secondo posto nel girone. Il verdetto finale della prima fase di gioco di questo europeo arriverà domani alle 19 con lo scontro diretto contro il Portogallo, che stasera deve affrontare Andorra, ma è quasi una formalità. Andorra sconfitta ieri 12-1 dall'Italia. Questa era una partita più difficile, è stata una partita più difficile. L'Italia ha risposto decisamente molto bene, ha controllato nei primi minuti una Germania piuttosto pimpante, ha segnato nei momenti decisivi, chiudendo la partita già dopo il primo tempo 3-0, nella ripresa un 1-2 che ha chiuso il risultato sul 5-0 e poi ha controllato fino alla fine senza nessun problema. E ora, come ormai d'abitudine, prepariamoci a seguire la coda di questa partita con tiri diretti che non cambiano il risultato, lo ripetiamo, servono solamente in via precauzionale, preventiva, in caso di situazione di parità in classifica, per sbloccare la situazione e per definire chi ha la meglio in classifica, avendo il Comitato Europeo abolito il ricorso alla differenza reti, al quoziente reti, per evitare che le partite finiscano in goleade forzate esclusivamente dalla necessità di mettersi in vantaggio rispetto alle altre formazioni. Dunque domani, se il Portogallo stasera batte Andorra, si arriverà a Portogallo-Italia con le squadre a pari punti e in caso di vittoria, ovviamente chi vince arriva primo e chi perde arriva secondo. In caso di pareggio saranno proprio i tiri diretti a fare la differenza. Ieri bene l'Italia contro Andorra, male il Portogallo contro la Germania. Tommaso Colamaria è già sulla pallina pronto a battere questo primo tiro diretto. Contro di lui il numero 1 tedesco Inz. Tutto pronto per la battuta, prende la rincorsa Colamaria e il tiro finisce fuori. Ieri aveva colpito il palo sulla prima conclusione. E ora va il numero 4 tedesco Keil.
si porta in posizione già sulla pallina, quindi muoverà la pallina, va alla conclusione, palla sulla traversa e fuori. Quindi dopo il primo rigore, dopo il primo tiro diretto, scusate, siamo in perfetta parità. Uva ora, che ieri invece ha segnato, gioca la pallina, Uva si avvicina a serie di ganci, prova a sbilanciare il portiere e poi spara alto. Spara alto e dunque occasione per la Germania con Kulmer di passare in vantaggio. Anche lui si prepara a controllare la pallina, parte a ridosso della sfera, la muove, 2 passi, tiro alto. Tagliapietra, finora infallibile. 2 tiri diretti realizzati in partita oggi, uno nei tiri di ieri, riparte Tagliapietra contro il portiere tedesco e la pallina alta dopo il pallonetto. Dunque 3 tiri tutti fuori dallo specchio della porta e ora primo match point per modo di dire per quanto riguarda questa lotteria dei tiri diretti per Schmidt. Se segna, la priorità ce l'ha la Germania, servirà poco e niente. La parata però di Mugnaini e quindi si va a oltranza. Questa partita è iniziata in ritardo e va per le lunghe. Tomba, Marco Tomba, da questo momento in poi vince chi segna se l'altro sbaglia, quindi siamo già a oltranza. Tomba sbaglia il controllo della pallina e finisce il tempo per andare al tiro. Quindi parato il tiro di Tomba. Attenzione, torna Keil sulla pallina per la Germania. Il primo tiratore aveva colpito la traversa sul primo tiro. Keil, la conclusione bruttissima, in mezzo alle gambe del portiere, parata. Quinto tiro. Va Tagliapietra. Tagliapietra pronto al tiro, l'aveva messa alta in precedenza. Può partire Tagliapietra, muove la pallina, si avvicina al tiro, la parata del portiere. Non si sblocca la situazione. Quinto tiro per la Germania. Kulmer. Quindi la Germania ripete praticamente la serie di tiratori della serie obbligatoria. Quinto tiro diretto per la Germania. Prende la rincorsa stavolta Kulmer, però accompagna la pallina. Alla conclusione Mugnaini non vuole arrendersi. E c'è la parata. Antonio Tagliapietra. Il più giovane in pista per gli azzurri. Parte il numero 3 azzurro, la conclusione anche lui fuori. Hanno litigato con la porta questi giocatori. Keil, di nuovo, terzo tentativo per lui. Ancora pallina portata per Keil. Muove la pallina, conclusione sul portiere. Polverini. Ci prova con tutti i giocatori, uno dei giocatori più tecnici, Mattia Polverini. Si mette in posizione per portare la palla. Muove la palla Polverini, serie di ganci, la conclusione raso terra che non trova il buco. E ora Schmidt, secondo tiro per lui. Se segna la Germania si aggiudica questa serie e niente di più, ma non segna, prova con l'alza e schiaccia, c'è la parata di Cola Maria, torna dentro, aveva già tirato e sbagliato il primo tiro diretto, sia ieri che oggi.
Parte con in rincorsa con la Maria, la conclusione! Finalmente una pallina che entra. Non è finita però, perché anche la Germania deve tirare prima di dichiarare finita la competizione. Remke alla conclusione, palla giocata, deve segnare e non segna, e finalmente termina qui la serie con la parata di Mugnaini. Gli azzurri si aggiudicano le priorità anche contro la Germania. Una roulette praticamente inutile, ma prevista dal regolamento. Dunque azzurri che portano a casa, dopo 8 serie di tiri diretti, questa piccola lotteria grazie al gol di Colamaria. Ma quello che è più importante, lo ripetiamo, portano a casa i 3 punti contro la Germania, battendola per 5-0, rimanendo a punteggio pieno in testa alla classifica del girone B. Vi invitiamo a seguire tutte le partite di giornata su europe.worldskate.tv. Vi invitiamo ovviamente domani sera alle 19 a tornare invece sul canale FISR Hockey Pista su YouTube per la diretta di Italia-Portogallo, ultima partita del girone di qualificazione B, qui ai campionati europei Under 17 a San Sadurní da Noia. Dall'Ateneo è tutto, da Marcello Bulgarelli grazie per averci seguito, ci sentiamo domani.